Da oggi è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilati ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal fisco. A comunicarlo in un comunicato stampa è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. A partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre si potrà quindi accettare, modificare, inviare il 730 oppure il modello redditi, che invece potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre. Cresce quest'anno fino a superare quota 991 milioni il numero dei dati a disposizione dei contribuenti. L'incremento più marcato si registra nei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest'anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019. Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai premi assicurativi, che superano quota 94 milioni, in aumento di oltre 1 milione anche le certificazioni uniche, che raggiungono quota 62 milioni e 500. Non presentano infine particolari variazioni rispetto all'anno precedente i dati sugli interessi passivi, oltre 8 milioni di euro e 4,6 milioni di informazioni sui contributi previdenziali e gli oltre 4 milioni di informazioni sulla previdenza complementare. Le novità del 2020, le spese sanitarie sono sempre più completi. Infatti nella dichiarazione precompilata 2020 le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili si aumentano. Oltre alle informazioni presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Il calendario della dichiarazione precompilata: da oggi il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730, per chi presenta il modello redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre prossimo. Anche il modello redditi può essere modificato dal 14 maggio, ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre. Per accedere alla tua dichiarazione e visuale il proprio modello 730 o il modello redditi occorre entrare nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.gov.it, inserire il nome utente, la password e il PIN dei servizi online fornito dall'Agenzia. È possibile accedere quindi alla propria dichiarazione utilizzando anche la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall'INPS tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato infoprecompilata.agenzientrate.gov.it, punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata, e infine il call center dell'Agenzia, che potrete trovare online.